in collaborazione con Fioriture pericolose, potremmo intitolare così il nostro reportage sull'ortofrutta. Fioriture anticipate, lo vedete soprattutto nelle varietà precoci di peschi e albicocchi, ma un problema che non riguarda solo la frutta, ma soffrono anche le crucifere come cavoli e verze. Gli asparagi sono in anticipo di quasi un mese, ma la paura è quella di gelate tardive e naturalmente anche una produzione anticipata potrebbe creare intasi sui mercati. Cercheremo di capire quali sono i rimedi possibili, le richieste degli agricoltori, e lo facciamo in una delle aree più vocate alla frutticoltura nostrana, che è quella delle vallate dell'Imolese. In particolare ci troviamo a Codrignano. In navigazione sul Po per vedere qual è la situazione molto critica dei fiumi. Ce ne occuperemo oggi nel corso di A Cielo Aperto. Anche un viaggio a ridosso degli impianti, dei grandi impianti di bonifica, sono quelli che attingono acqua nel periodo estivo per erogare acqua agli agricoltori, e quelli che nell'inverno invece servono per sgrondare le acque in eccesso. Febbraio 2019, frutticoltura e meteo pazzo, questi i titoli a tutta pagina. Febbraio 2020 praticamente la fotocopia, e adesso a inizio marzo, in una settimana in cui forse qualcosa dovrebbe succedere, insomma qualche goccia di pioggia, le tematiche, anzi le problematiche sono esattamente le stesse, vale a dire queste fioriture anticipate che abbiamo battezzato fioriture pericolose, perché intanto anticipano troppo il ciclo vegetativo e dunque anche la possibile immissione sul mercato, ma non è solo quello, perché poi c'è sempre la spada di Damocle delle possibili gelate della primavera che dovrà arrivare anche da un punto di vista di calendario e di stagione. E allora, come dicevamo prima, facciamo questo tour tra aziende in un'area particolarmente vocata alla frutticoltura, anzi ortofrutticoltura. Ci troviamo esattamente lungo la vallata del Santerno, sul versante di Codrignano. Vedete albicocchi fioriti da una parte, calanchi dietro, terreno scosceso, quindi anche una bella fatica fare gli agricoltori in queste terre. Prima di affrontare la tematica che ci ha portato qua, un incontro con i nostri primi amici agricoltori sono Alessandra Gentilini e Andrea Landi. La loro azienda si chiama Il Sole nella Frutta, un po' troppo sole, diciamo, quest'anno. Sì, in effetti come tutti gli anni poi stiamo sempre aumentando, diciamo, l'inverno sparisce pian piano e la primavera anticipa enormemente, ecco. Difatti, tra l'altro, uno dei temi che affronteremo per non restare sempre, diciamo, nelle problematiche, quello dei possibili rimedi. Dobbiamo ormai arrenderci al fatto che questo è il clima, non è ormai più un cambiamento, e quindi anche cercare di porre rimedio sia da un punto di vista genetico sia anche da un punto di vista assicurativo. Sicuramente il rischio aumenta, di conseguenza bisogna sempre cercare di coprirsi per abbassare il rischio, e tante volte non abbiamo la possibilità di farlo perché la campagna assicurativa non riesce a essere al passo, diciamo, con la stagione, quindi ci troviamo in queste condizioni non potendo assicurarci, ecco. Alessandra, qui siamo, cioè l'immagine è bucolica ed è bellissima, però ahimè, al di là dell'aspetto estetico così fiorito, significa che è in atto questa modificazione che determina dei problemi. Questi sono albicocchi precoci, altre varietà insomma sono ancora nei limiti stagionali, però questi andranno a frutto prestissimo, sempre che non succeda che ci mette lo zampino un meteo ulteriormente pazzo
con delle ghiacciate. Questo è il nostro problema. L'incognita per noi è sempre stato il meteo, cioè la stagionalità, però negli ultimi anni, in questi anni, abbiamo veramente registrato delle problematiche legate ai cambiamenti climatici e ovviamente dopo noi lo riscontriamo nel discorso del mercato, nel discorso appunto della raccolta e comunque anche nelle lavorazioni anticipate, perché venendo a mancare praticamente questa stagionalità, venendo a mancare l'inverno, non abbiamo nemmeno le piante che si fermano per fare il loro riposo invernale, ma hanno quasi un ciclo continuo, quindi anche una sofferenza nella pianta stessa. Però non abbiamo molte difese in questo senso, perché la stagionalità è questa, quindi come fare siamo in difficoltà, quindi ci possiamo appoggiare a un'assicurazione, però come diceva mio marito anche i tempi per assicurare, diciamo, metterci in copertura diventano problematici, perché anche loro hanno dei tempi tecnici amministrativi che li portano ad attivare le assicurazioni più avanti rispetto a quelle che possono essere le nostre necessità. Certo, e quindi sono batoste che si aggiungono ad altre batoste, perché diciamo non è che l'agricoltura, poi ad esempio nel mondo dell'albicocco, che sembrava una pianta meravigliosa, un frutto stupendo e amatissimo, invece si sta ricorrendo in altre zone a tanti espianti, quindi insomma le problematiche sono tante. Mi fa un'inquadratura, Andrea, della vostra azienda, cioè quanti ettari sono, quali sono le tipologie, perché qua ad esempio vediamo dei meli che questo insomma grazie a Dio aspettano, anche perché il loro momento è un po' più avanti. Dunque, noi è sempre stata un'azienda frutticola da generazioni, prima mio nonno, poi mio padre, e poi abbiamo continuato con l'ingresso di mia moglie Alessandra, che è entrata in azienda. Abbiamo differenziato un attimo, diciamo, la produzione frutticola, nel senso una parte viene destinata al consumo diretto, quindi facciamo mercati e abbiamo intrapreso anche la via del fuorisuolo, coltivando delle fragole idroponiche in sostanza. Questo ci permette di avere una calendarizzazione delle produzioni lungo tutto, diciamo, l'arco primaverile estivo, per riuscire ad andare incontro ai nostri clienti. E negli ultimi anni abbiamo fatto anche un po' di melo, un po' di pero, per avere sempre una gamma più completa di prodotti, a cui aggiungiamo i prodotti dell'orto, di cui produciamo quasi tutto, e in più abbiamo aggiunto negli ultimi anni, con l'aiuto del PSR, il laboratorio aziendale, il punto vendita, e quindi trasformiamo i nostri prodotti, facciamo marmellate, succhi di frutta, prodotti dell'orto anche, eccetera eccetera. Perfetto, mi sembra che siate veramente un'azienda estremamente composita. Allora, per parlare delle problematiche che riguardano il mondo organizzativo e anche la politica in qualche modo, ci ha raggiunto su queste splendide colline Giordano Zambrini, che è presidente della Confederazione Italiana Agricoltori di Imola. Venga qua in mezzo a queste fioriture. Allora, abbiamo anticipato le problematiche e anche un pochino le richieste, perché in effetti si è persa la stagionalità, ci sono dei problemi assicurativi, ci sono dei problemi anche da un punto di vista genetico delle piante. Questa triplice alleanza di fattori problematici come si può risolvere e chi lo può fare? Io credo che in seguito bisogna cominciare seriamente a parlare sulla genetica, su quello che la sperimentazione può in questo caso lavorare per migliorare diciamo, la resistenza delle piante. E la seconda questione è riuscire in questo frangente di tempo, in questi anni così difficili di cambiamento climatico, riuscire a capire come sostenere le aziende agricole dal punto di vista finanziario e economico. Credo che vada rivisto e ripensato anche il modello assicurativo. Le aziende sono a rischio, hanno un rischio di impresa che non è di 3-4 mesi ma è di 12 mesi. Il modello assicurativo odierno è basato su alcuni fattori di rischio che possono essere grandi in evento, gelo, e l'impresa sta assumendo sempre maggiori rischi di impresa e rischia veramente di non riuscire a sopravvivere. Anche perché l'ortofrutta, diciamo, ha già avuto
grandi problematiche al di là di queste che si stanno avvicendando. Approfondiremo dopo, perché ci spostiamo in un'altra azienda, perché qui è tutto un saliscendi e quindi risaliamo un attimo sulle altre colline, però volevo sentire da Alessandra, perché appunto immagino che la parte di trasformazione sia delegata quasi completamente. Poi mi diceva appunto Andrea, voi avete anche la parte di orto, quindi siete colpiti proprio nell'ortofrutticoltura a pieno campo. Esatto, no. Con l'entrata mia in azienda abbiamo cercato di diversificare di più quello che è il nostro reddito sostanzialmente, quindi legandolo al conferimento più intraprendendo appunto un'attività di vendita diretta che poi abbiamo migliorato con il PSR e quant'altro, aggiungendoci anche il laboratorio. Questo ci permette di riuscire a coprire qualche mancanza economica che può venire appunto dal conferimento, perché abbiamo non solo un problema di meteo, ma è legato anche a un problema di prezzi, quindi la vendita diretta ci sta aiutando in questo momento a sopportare un peso economico non indifferente che stiamo subendo da un po' di anni, legato appunto anche al discorso dei prezzi sul mercato. Certo, e difatti del tema prezzi Zambrini parleremo poi dopo, perché a questo punto noi, dicevo, risaliamo, andiamo ad incontrare un'altra azienda, altri produttori vicini, poi qui insomma quasi tutti fanno rete, anche perché mi sembra giusto. La linea passa a Claudio Ferri a Cielo Aperto, che credo resti più o meno su queste problematiche, perché tra l'altro il problema siccità ovviamente deve essere in qualche modo gestito, e da una parte dal canale Emiliano Romagnolo, ma dall'altro anche dai consorzi di bonifica. Noi ci rivediamo in finale di puntata.